L'Istituto Turazza, dopo 130 anni, lascia il centro di Treviso. L'ente di formazione professionale trasloca in via Francesco da Milano nell'ex scuola Comisso, struttura più adeguata al numero di studenti e alle esigenze scolastiche. L'inaugurazione è stata festeggiata lo scorso 31 ottobre con il tradizionale taglio del nastro e l'inno nazionale, intonato con la mano sul petto anche da chi è italiano di adozione. Abbiamo restaurato questa ex scuola per adeguarci alle esigenze didattiche, formative. Qui abbiamo in questo momento 27 corsi di prima formazione, altri 5 corsi in garanzia giovani e serviamo quotidianamente un'utenza di circa 700 persone. La nuova scuola dell'istituto attesta il rinnovamento anche di un'offerta formativa più completa, maggiormente spendibile in futuro nel mondo del lavoro. L'istituto infatti nel contesto economico trevigiano ha trovato una sua collocazione, soprattutto diventando punto di riferimento per le aziende del territorio. L'offerta formativa va a parlare di moda, operatore alla moda, operatore al benessere acconciatura, operatore termoidraulico, elettrico, meccanico, meccanico auto, grafico, addetto alle vendite. Il tasso di occupazione è pari all'80% e il rimanente 20% continua nell'istruzione con il quarto e il quinto anno. Nuovo impulso è stato dato con i padri giuseppini del Murialdo. Ecco dunque che l'approccio educativo si fonda sulla centralità dell'alunno in un clima di serenità. I ragazzi vengono riconosciuti per quello che sono, se vogliamo è lo sguardo che riesce a leggere oltre quello che in realtà uno manifesta, sulle potenzialità, sulle possibilità che uno ha. In sostanza l'Engim possiamo dire che raccoglie in uno sguardo l'educazione, nel vedere nella prospettiva, nel divenire ciò che può diventare, e ciò che sperimentano questi ragazzi dopo i fallimenti scolastici nell'istruzione spesso e volentieri vengono in qualche maniera abbandonati, ciò che sperimentano prima di ogni altra cosa è il recupero della loro identità. Una cosa estremamente interessante è che non parliamo mai di integrazione, la facciamo. Abbiamo circa 15 etnie che convivono tutti i giorni nel senso della pace, nel senso della fratellanza. Questo per noi è importante perché il carisma del Murialdo ci porta alla centralità del giovane. L'intento dell'Istituto Turazza infatti non è solamente quello di insegnare un mestiere ai ragazzi, ma soprattutto di fornire loro una base per essere uomini e donne pronti a camminare nel mondo.